Amici bellini, indovinate un po' che giorno è? Ditelo nei commenti. Esattamente. È proprio sabato e quindi dobbiamo parlare perché ci sono delle piccole novità, perché Perez ha parlato e ci ha detto delle cose. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Non è sabato, è martedì. Allora, benvenuti amici bellini, benvenuto Nicola Oliva, molti amici nuovi, sappiate che è sempre martedì su questo canale, se vi siete collegati per caso, benvenutissimi, iscrivetevi al canale, lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate di questa Superlega, super cazzola, i tifosi non sono tutti d'accordo, Cioè, questa è una cosa interessante perché molti tifosi dell'Inghilterra specialmente sono stati belli duri con queste cose qua, anche tifosi eccellenti. Mi viene in mente Liam Gallagher, no? Un tifoso del City proprio della prima ora, ha detto è una porcheria, immaginatevi quante pubblicità durante le partite, immaginatevi qualcuno che canta a fine primo tempo, insomma ti dà anche un esempio, no? Dell'uomo inglese che ha rispetto per il calcio, per come è nato e per come è stato vissuto e per come siamo cresciuti con il calcio, e questo tentativo di cambiarlo alla De Laurentiis anche con le cheerleader e cose non è attrattivo per il tifoso romantico. Poi dopo uno può pensare ma le cose migliorano, che ne sai, le regole poi si evolvono eccetera eccetera, tutto bene, però dobbiamo chiarirci su un punto fondamentale: non è per migliorare il calcio eccetera eccetera. Perez è stato chiaro, Florentino Perez ha detto dobbiamo salvarci il culo, dobbiamo salvare il calcio, abbiamo perso un sacco di soldi, il Real Madrid ha perso 400 milioni di euro, ora va benissimo la pandemia, va benissimo gli stadi su cui molte di queste squadre contavano eccetera eccetera, e siamo d'accordo, però vi siete anche indebitati voi, cioè nel senso ci sono anche esempi, e non voglio nemmeno parlare del Napoli o dell'Atalanta, ma esempi virtuosi alti. Il Bayern di Monaco non è indebitato, come mai? Eppure vincono. Non è che dici il Bayern di Monaco però non vince niente, no, vincono in Germania e vincono anche l'ultima Champions League. Allora si può fare una gestione virtuosa anche in pandemia con dei colossi alle spalle, perché tutti voi avete dei colossi alle spalle, e non indebitarsi e non avere bisogno di creare una Superlega che vada in contrasto con la Champions League, perché questo è il punto, perché poi voi volete giocare i campionati ma la Champions League non la potete giocare perché avverrebbe negli stessi 2 giorni che voi avete scelto. Allora ragazzi, io mi sono segnato un po' di punti chiave oltre alle parole insomma di Florentino Perez, e vi spiego perché io sono contro, anche se il Napoli dovesse rientrare tra le briciole, perché io sono convinto che il silenzio di De Laurentiis ieri nella riunione che c'è stata speak volume, no? Il silenzio che speaks volume, cioè nel senso fa rumore e ci dice molto più di quello che non ci dice alla fine. Prima di tutto, l'annuncio di notte, no? Di una cosa così importante che avete programmato da anni è una cosa proprio veramente meschina e brutta storia. Perché? Perché dovevate anticipare la spiegazione poi della Super Champions e l'avete distrutta a prescindere, anche se poteva essere una cosa interessante questa nuova formula che sarebbe dovuto partire, io so se partirà nel 2024, è passata completamente sotto silenzio perché si parla solo della Superlega. L'avete fatto ad aprile, quando si giocano ancora posti importanti per la Champions League. Spiegatemi di cosa stiamo parlando. Stiamo falsando tutti i campionati d'Europa e non ho capito io di Gattuso che cosa devo dire. Il punto con l'Inter è importante oppure hai perso un'occasione e ti dovevi andare all'arma bianca perché solo 3 punti ti servono? Voglio capire. Perché la questione è molto semplice: venerdì si saprà se la UEFA sta solo minacciando a livello di bluff oppure veramente vogliono squalificare il Real, il Liverpool e il Manchester City e far andare avanti il Paris Saint-Germain, che però non può vincere
ha vinto la cosa, deve giocare, perché la stessa UEFA si è venduta i diritti delle partite alle televisioni, non possono perdere queste cose perché altrimenti cominciano cause che non si finisce più, quindi dovranno probabilmente ripescare quelle che sono state eliminate, e quindi magari viene ripescato Barcellona, no, non può essere ripescato, viene ripescato il Bayern per giocare e per arrivare così. Che cosa vuol dire? Che se questa cosa veramente avviene, poi mi dovete spiegare nei campionati che cosa succede, perché io non credo mai che la Lega Calcio possa permettere, la FIGC possa permettere di lasciare andare Inter, Milan e Juve in un colpo solo e si salvano Crotone, Parma e Cagliari, l'Atalanta vince il campionato. Non è proprio possibile, le partite devono finire, bisogna finire il campionato, magari dopo, in seguito, se queste cose andranno così, si possono revocare gli scudetti dell'Inter e le partecipazioni Champions. Ma spiegatemi a me, se non succede questa cosa qua, me lo dite voi nei commenti, ma il Milan che è arrivato secondo non va nemmeno in Champions perché va a fare la Super League, non possono farle tutte e due. Il Milan ha detto, la Juve e l'Inter hanno detto, noi vogliamo fare il campionato. È chiaro che devi fare il campionato, è normale, ti devi anche tenere allenato, però non vanno in Champions, allora ci va il Napoli. Allora io che mi sbatto a fare? Hai falsato il campionato e vuoi cominciare subito ad agosto. Non è che tu hai detto ok, ne parliamo per l'anno prossimo, finiamo, impegniamoci. Quindi campionato falsatissimo. La Super Champions quindi ha perso di valore e quindi il Napoli va a fare una Super Champions, una Champions, ancora non è Super Champions, dove non si sa quale squadre ci sarà. Tutte queste squadre si perde a PIL, la Premier League perde a PIL. E poi mi dovete spiegare un'altra cosa, i regolamenti chi li fa? Perché Florentino Perez dice ma la UEFA è un monopolio, devono essere trasparenti, non mi piace come... Ma tu non stai facendo il monopolio, Florentino Perez, state facendo un monopolio deciso dalle squadre indebitate per i ricchi che se la possono permettere di vedere, perché poi per seguire queste partite sarà un macello anche quello. Stai decidendo tu, essendo un campionato che non è gestito dalla UEFA come ente a parte, tu puoi decidere anche che il fuorigioco non esiste, puoi decidere che invece dei rigori è più spettacolare fare gli shoot out, cioè che parti dal centrocampo e devi superare il portiere, puoi decidere che il VAR non ti piace, puoi decidere le notifiche del gruppo Telegram, puoi decidere una serie di cose e chi ti dice niente? Tanto le regole ve le fate voi e vi siete fatti la regola che devono essere 15 di voi che siete i più belli e i più importanti perché avete un sacco di fan su Instagram, perché questo dice Florentino Perez, i giovani non guardano il calcio e siamo in un'epoca social, dobbiamo adeguarci, noi abbiamo i fan su Instagram e avete deciso voi. E chi decide il criterio col quale voi invitate le 5 che devono avere le briciole? Oggi siamo generosi, invitiamo la Roma oppure invitiamo pure il Napoli. Il Napoli ha fatto un po' di Europa, ci piace il Napoli. Questo siete. Ma sapete perché? Perché poi loro dicono no, noi vogliamo parlarne con la UEFA. La UEFA deve dialogare, non deve minacciare. Intanto ieri avete messo gli avvocati, voi le 12 sorelle di Facimma, no? Le 12 sorelle, la sporca dozzina ha messo gli avvocati perché se la UEFA minaccia di escluderli dalle coppe, loro minacciano poi di denunciarli, eccetera, eccetera. Gli scenari, signori, è molto semplice. I scenari sono questi qua. La UEFA caccia le palle, manda fuori Manchester City, Arsenal, Manchester United, Real Madrid, tutte queste qua che sono ancora in competizioni europee, mantengono la parola, li fanno fuori, ok? Nel frattempo però i campionati devono continuare perché la UEFA non credo che abbia la possibilità anche di intervenire, anche se sono loro l'ente, quindi devono decidere loro. Potrebbero anche decidere di far finire pure i campionati. Di conseguenza l'anno prossimo queste squadre si fanno la Superlega, queste squadre così, invitano 5, c'è lo Spartak Mosca che si è proposto, mentre l'Ajax ha detto no grazie. Si fanno la Superlega e noi dobbiamo pagare un ulteriore abbonamento per vederci la Superlega se ci interessa vederci queste squadre, oppure non boicottiamo completamente e così. Secondo scenario, non succede niente di tutto questo, si va avanti, era tutto un bluff, si fa sia la Superlega sia si continuano i campionati perché nessuno viene cacciato da niente, però la Champions muore. E morendo la Champions muore anche l'Europa League, perché non ha più senso. Se tu la Champions l'hai fatta morire,
l'Europa League avrà ancora meno senso, e figuratevi la Conference League, quindi completamente inutile. Quando poi l'idea di De Laurentiis era un'altra. L'idea di De Laurentiis è di fare la Superlega che sostituisse l'Europa League, se ci riflettete. Ma questo non ha importanza, perché la cosa fondamentale è che questo sistema, loro hanno fatto un accordo per 23 anni, le 12 sorellastre hanno fatto un accordo per 23 anni, quindi non è una cosa che io pensavo si fanno un paio d'anni. Ok, risolvono i debiti, si prendono i soldi di questa banca, di JP Morgan. Tra l'altro l'ho detto ieri in live, sono anche io un investitore della Super League, perché è la mia banca qui in America, stanno qua dietro l'angolo, quindi stanno usando anche i soldi miei per pagare la Juventus, il Real Madrid, purtroppo è così. Insomma, loro si fanno la Super League per un paio d'anni, appianano ad appiano gentile i debiti, dopodiché dicono vabbè, ci siamo divertiti, non fa niente, torniamo con la coda tra le gambe, e lì la UEFA dovrebbe comunque mantenere le palle e dire sì, però partite dalla quinta categoria, e nel frattempo quelli che sono stati corretti. Di conseguenza, ragazzi, gli scenari sono impossibili. Anche l'idea di un accordo non esce pulito. Dice sai, noi vi abbiamo minacciato, no, questi la vogliono fare, e loro portano l'esempio del basket, dove alla fine il basket, la FIBA minacciava, non dovete portare l'esempio del basket, noi facciamo la nuova NBA, quell'esempio l'abbiamo sdoganato, non funziona così, la NBA nasce già così, con gli inviti eccetera eccetera, ma non fate brutte figure. Invece ci sono squadre in questa Super League che farebbero brutte figure, che i debiti non li risolvono, anzi se ne fanno altri, perché poi dopo li devono pagare questi soldi alle banche. Loro dicono vabbè, con i soldi delle TV noi siamo sicuri di farlo, però bisogna sempre vedere se veramente questa cosa ha appeal, oppure dopo un anno di entusiasmo iniziale la gente pure si rompe i coglioni, perché ma per una volta tutte le partite me ne vedo una, ma poi l'altra me la perdo, oppure dobbiamo fare uno spezzatino incredibile, si gioca di mattina, di sera, orari per la Cina, orari, signori. Tutto questo tecnicamente, senza parlare del fatto che è un'idea mafiosa, perché, sempre calcisticamente parlando, è un'idea mafiosa perché voi state decidendo dall'alto del vostro potere politico, che non è nemmeno economico perché voi avete debiti, quindi è un potere fittizio, dal vostro potere politico calcistico state decidendo che voi siete belli e gli altri no, che voi fate spettacolo e le altre partite sono noiose e i giovani non se le vedono. Chi siete voi per decidere questo? Quando molte di queste squadre vengono eliminate dalle squadre piccole e sono delle favole bellissime. Perché state decidendo che questa cosa non può avvenire più? Perché state decidendo che dovete togliere anche sfizio e regolarità ai campionati, che già hanno difficoltà adesso a vendere i diritti? Altri campionati, la Premier funziona, ma per esempio state rovinando anche la Premier, perché una Premier dove non c'è lo sfizio di arrivare in quei posti, perché il posto ce l'avete assicurato e nessuno ve lo toglie, se la devono giocare quei 5 là. Allora qual è il criterio per gli inviti? Chi vince lo scudetto, chi vince la Premier può essere invitato, e se la vince il Manchester City, il secondo qualificato è arrivato il Liverpool, già, e allora facciamo il terzo, ma il terzo è arrivato il Chelsea, ho capito. Quindi praticamente comunque verrà invitata, se questo è il criterio di merito sportivo, come dice Perez, comunque una squadra scarsa. Allora che vogliamo fare? Decidete voi, decidete tutto voi, le sorti del calcio, e noi consumatori, tifosi di una squadra che vogliamo sperare che magari un giorno succede una cosa incredibile, ingarriamo la stagione, tutti i giocatori al meglio della loro forma, facciamo una grande stagione, ci meritiamo di entrare in Champions, non ci possiamo andare più, perché voi avete deciso che la Champions non vi soddisfa economicamente e che quindi vi siete fatti la Super League. Non può funzionare così. Potete costringere la UEFA a darvi più soldi, benissimo, trovate un modo, ma questo vorrebbe dire che voi avete fatto voi il bluff, avete fatto un sito internet, avete fatto un programma, avete fatto andare Perez in televisione e avete fatto voi il bluff. Tra l'altro le parole con cui Perez difende Agnelli e attacca Ceferin, come si chiama, dice ma come si può permettere di dire queste cose e di offendere? Signori, Ceferin non ha detto, che non mi è simpatico, non ha detto niente di straordinario, non ha offeso nessuno, ha detto è stato falso, perché
Agnelli se l'è negato a telefono. Senti, sto sentendo dei rumor così. Ho un vocale al riguardo che vi dovrei far sentire. Se siete arrivati fino alla fine del messaggio vi divertite, perché questo è un vocale importantissimo. Io dico solo che sabato prima hanno detto ma no, sono solo voci, la domenica la fanno e domani gli dirà ma veramente vuole dire che è tutto vero? No, burle. Ma non è nemmeno la questione delle burle, e il fatto è che quello poi dopo ha attaccato il telefono. Cioè Agnelli ha detto no, non è vero, tutto a posto, sono solo voci, non ti preoccupare. Poi ha attaccato gruppo WhatsApp con Florentino Perez e con quello del Manchester United. Ma io che gli dico? Questo mi sta pressando, che è pure il padrino, che gli dico? Tu spegni il telefono, se non vi sentite non puoi dire bugie, e quello ha spento il telefono. Di conseguenza, ragazzi, è una vergogna, e se ripescassero il Napoli in questa cosa io mi dissocio ufficialmente, perché non voglio andare a fare il tappetino, perché poi le squadre invitate non è detto che vengono fatte partecipi della torta di 300 milioni, non vi pensate proprio, sono le briciole che danno una tantum a queste e a quelle, e poi immaginate gli interessi per entrare a far parte, perché chi lo decide questo criterio? Allora sì, magari glielo vendo Zielinski al Real Madrid, così mi fa avere il posto l'anno prossimo. Lo scenario è da panico assoluto, e spero che ci sia una presa di posizione forte non solo da parte della UEFA, perché la UEFA deve semplicemente applicare le regole che già ci sono, e quindi se qualcuno si fa un campionato alternativo e non partecipa alle cose ufficiali possono essere fatti fuori. È inutile che Perez dici no, nessuno ci squalificherà, possono bloccare i nazionali, possono fare tutto. Non è solo la UEFA, devono prendere posizione serie i giocatori e gli allenatori, come ha fatto Klopp, come penso abbia potuto fare anche Mourinho, che viene fatto fuori e quindi il Tottenham gli preclude la possibilità di vincere un trofeo, perché tra 6 giorni, 5 adesso, il Tottenham si sarebbe giocato la finale di Coppa Carabao, come si chiama, la Carabao, eccetera eccetera. Non gliela fa giocare, viene esonerato perché sta andando male Tottenham, va benissimo, però mi è sembrata una bastardata fagli giocare la Coppa, perché quello Mourinho si basa sul fatto che lui doveva avere un trofeo, lo vince, non gliel'hanno fatto giocare, quindi ho il sospetto che, e adesso ce le ho qua, tutte qua, anche società che stimavo come il Tottenham eccetera eccetera, ce le ho tutte qua, perché siete i figli della gallina bianca, siete i figli dei polli. Dove stanno i polli? Siete i figli di questi qua, e non voglio esserne uno io, lo so, è lunga, lo so, ma vi dovevo spiegare tutte le cose così. Non voglio essere io uno di questi qua, e De Laurentiis sono sicuro che sta con la bava alla bocca che vuole rientrare in queste cose, era un'idea sua, non vede l'ora di fare lo stadietto tutto virtuale, che non ci mettono niente, anche se non riaprissero gli stadi, chi se ne frega, mettiamo tanti schermini con le reazioni dei tifosi, usciamo pure noi, amici bellini, allo stadio, ma non è più il calcio, non è più il calcio che giusto, fatto di meritocrazia, fatto di una squadra che gioca bene, ha diritto di salire e di fare quello che deve fare, e invece se voi togliete le squadre importanti dalla Champions, oppure le togliete dai campionati, comunque sia, avete rovinato tutto il sistema che si basava sul fatto che il più forte vince spesso, ma ogni tanto succede una cosa incredibile e anche un underdog può battere quelli forti, e le storie del calcio si fondano su questo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, voi mi potete far sapere anche cosa ne pensate, ci saranno delle novità sicuramente giorno per giorno, ora per ora, e io voglio capire pure se questa partita che dobbiamo fare con la Lazio ha senso oppure no. Asensio è finita. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,